Noi siamo genitori della zona rossa inquinata da FAS e noi chiediamo innanzitutto il rispetto della Costituzione italiana che tutela la salute in ogni sua forma. Poi chiediamo il rispetto della legge 81 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori e quindi della Miteni e chiediamo il rispetto integrale dalle leggi 360 regionale in tema di piano tutela delle acque. Queste tre azioni porteranno inevitabilmente alla bonifica e alla chiusura della Miteni. Sulla legge 360 c'è scritto in tempi strettissimi la bonifica. Io voglio capire che valore si dà al tempo strettissimo, in termini di tempi, perché per me tempi strettissimi ha un valore temporale veloce. Voglio capire anche per loro che significato ha. Genitori no FAS insieme agli attivisti di Greenpeace si sono radunati davanti alla sede del Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini per protestare contro l'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche FAS, che coinvolge un'ampia area del Veneto compresa tra le province di Vicenza, Verona e Padova. Circa 30 di loro hanno raggiunto il Palazzo regionale in barca e appeso uno striscione con scritto "Bonifica subito" per chiedere appunto l'avvio delle operazioni di bonifica del sito di Miteni, l'azienda chimica ritenuta dalle autorità la principale fonte della contaminazione. Una manifestazione unitaria di tutti i movimenti No PFAS che chiedono oggi con questo sit-in di avviare subito le bonifiche del sito della Miteni, l'azienda che è stata individuata dalle autorità come la principale fonte della contaminazione da PFAS nell'acqua potabile. E in più oggi chiediamo alla Regione Veneto di verificare se esistono le condizioni per applicare la delibera 360, quella che consente di intervenire su siti inquinati. Noi alla Regione chiediamo la chiusura immediata o il sequestro della Miteni perché è la principale causa dell'inquinamento da PFAS e la bonifica dei territori che sono stati appunto inquinati. E chiediamo che vengano semplicemente applicate le leggi che sono state fatte e che finalmente anche il nostro ambiente e la nostra salute possano essere tutelati. Se le risposte, ma soprattutto i fatti, non dovessero arrivare, continueremo la nostra protesta. Non è la prima volta che facciamo qualcosa di eclatante e continueremo a farlo finché non ci ascolteranno.